Professor Sgarbi, lei ci ha sorpreso. Noi pensavamo che ci dicesse che questo territorio è un'opera d'arte, invece ci ha detto che è meglio, perché la natura non ha bisogno di essere equiparata a un'opera d'arte, è molto di più. Beh sì, ho detto una cosa logica e che credo sia anche nell'allargamento del concetto di patrimonio dell'umanità che l'UNESCO ha voluto dare con 3 vincoli italiani, e non sono informato, ma immagino anche in altri luoghi del mondo, con il primo vincolo alle Langhe al Roero, una terra analoga a questa per la produzione dell'uomo, invece un secondo vincolo alla natura in sé, che è quello delle Dolomiti, e il terzo che è quello dell'area del Prosecco. Questa estensione del concetto di patrimonio dell'umanità evidentemente presuppone che sia patrimonio dell'umanità anche la religione, le tradizioni popolari, la letteratura. Quindi mentre l'opera d'arte o una città sono creazioni dell'uomo che in qualche modo utilizzano la natura ma ne cambiano il volto, questa è la natura che è coltivata rimanendo tale attraverso l'intervento dell'uomo che favorisce la sua produttività, la sua versatilità. Quindi la natura in sé è patrimonio dell'umanità, un paesaggio, un luogo dove c'è un insediamento, è stato fatto anche con l'insediamento rupestre in Val Camonica, dove peraltro c'è traccia dell'uomo sulle rocce. In questo caso si premia la capacità dell'uomo di rendere produttiva la natura attraverso la produzione del vino. E quindi vorrei capire cosa c'entra l'opera d'arte. Cioè, sono delle espressioni dell'umanità che non hanno bisogno di avere come parametro della loro grandezza la parola arte, che sembra essere l'unica che dà, certo, anche un paesaggio, anche un tramonto è un'opera d'arte, ma in realtà è l'opera d'arte che riproduce il tramonto. Per cui ho detto una cosa abbastanza semplice e l'ho detta pensando a quando tutti fummo colpiti dall'impresa patrocinata in distanza dall'amico Carlo Petrini, che con il suo impegno a favorire non gli artisti ma i produttori di beni legati al cibo, all'uomo, ha evidentemente stimolato il primo vincolo delle Langhe del Roero, da cui poi derivano questo, che è importante, forse anche più ricco dal punto di vista, non so, il PIL dell'area del Prosecco rispetto a quella dell'area del Barolo, certo sono competitive, ma sono delle dimensioni in cui l'arte non c'entra niente, insomma, se uno vuole usare la parola arte la può usare quanto vuole. Presidente Montedoro, è importante accogliere qui nel patrimonio dell'umanità personalità di spicco come Sgarbi. Oggi è stato un valore aggiunto per ripensare questo territorio anche nell'ottica di quello che sarà il lavoro che la sua associazione sta facendo. Sì, assolutamente. Siamo contenti che il professor Sgarbi abbia accolto il nostro invito a partecipare all'evento di oggi e, come ho detto prima, perché il professor Sgarbi? Perché come critico d'arte non si discute, per cui abbiamo proprio gradito la sua presenza e soprattutto volevamo cercare di dare un'immagine diversa a questo territorio che per noi è sicuramente un'opera, come ha detto anche il professor Sgarbi, di Dio, che gli uomini migliorano con la loro capacità e con la loro operatività e produttività, facendo riferimento proprio agli agricoltori che hanno reso queste colline meravigliose come sono. L'emergenza coronavirus sicuramente impone un ripensamento dei grandi eventi che si attendeva all'Alta Marca Trevigiana, al territorio delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. A quali eventi in particolare state lavorando? Sì, assolutamente è vero, abbiamo dovuto un po' ripensare a quelli che sono gli appuntamenti. Dopo l'appuntamento di oggi direi che la tappa più importante che ci aspettiamo sarà ad ottobre ed è appunto la tappa del Giro d'Italia sulla tappa Conegliano Valdobbiadene che non aspettiamo non soltanto noi delle colline oggi patrimonio UNESCO, ma direi tutto il Veneto. Ma questo è sicuramente il gran lavoro che farà l'associazione Colline del Prosecco Patrimonio UNESCO con la sua presidente Marina Montedoro, che sarà proprio questo, il fatto di dare un'identità precisa a queste colline che non siano collegate solo a Venezia o alle altre città d'arte del Veneto, ma siano proprio un'entità a sé capace di attrarre turismo per la cucina, per il vino, per la bellezza e per l'arte. Sindaco, oggi ha fatto un invito molto importante al professor Sgarbi di tornare nel suo comune dove le perle e gli scrigni d'arte non mancano per raccontare l'arte di Fara di Soligo e delle sue frazioni.
Sì, il riconoscimento UNESCO non è stato solamente per il prodotto, ma anche per l'aspetto paesaggistico, culturale e storico delle nostre colline. L'invito che ho fatto al professor Sgarbi, proprio per la sua grande cultura, è quello di ritornare con più calma per poter anche visitare le chicche che abbiamo nelle nostre colline. Pensiamo da Collagù piuttosto che a San Vigilio, piuttosto che a San Lorenzo e le Torri di Credazzo, ma anche la stessa Madonna dei Broi. Quindi le nostre colline parlano di storia, parlano di cultura, parlano di arte, e chi meglio di lui può venire a vedere e a scoprire anche questo patrimonio che abbiamo nel nostro territorio. Signor Gino Righini, allora oggi abbiamo raccontato come questo territorio non abbia bisogno di essere chiamato opera d'arte, perché la natura, ha detto il professor Sgarbi, è ancora meglio. Lei è d'accordo? Sì, sì. E lei come l'ha plasmato questo territorio? Io l'ho visto nascere col lavoro. Ma lei se lo aspettava che potesse diventare patrimonio dell'umanità? In cuor suo? Nel cuor mio era una cosa un po' rarissima, perché abbiamo le colline qua che sono impervie, sono un mucchio di opere d'arte che ci sono qua nei nostri paesi. Ma ci faccia vedere le sue mani soprattutto, che abbiamo già raccontato nel video. Queste sono mani che parlano da sole. Penso di sì. Bene.